pioggia battente e la terra che si sbriciola invadendo la strada e creando il caos del traffico. Doveva essere maltempo e maltempo è stato come previsto dall'allerta meteo regionale. E anche se si è evitato parzialmente il disastro di domenica, nel Vittoriese si fanno i conti con un'altra giornata di pesante disagio. A partire dalla frana in località 9 San Floriano, un ammasso di terra che si è riversato sulla statale 51 a Lemagna, bloccando la circolazione in entrambi i sensi per consentire ai vigili del fuoco e ai tecnici dell'ANAS giunti sul posto di liberare la carreggiata da fango e pietre. Contemporaneamente il forte vento ha fatto crollare alcuni alberi sui binari della linea Vittorio-Veneto-Calalzo, bloccando la circolazione dei treni. Tutto questo mentre in città e nei dintorni il nubifragio ha provocato nuovi allagamenti proprio nelle zone colpite domenica. Decine e decine gli interventi richiesti che si moltiplicano di ora in ora. Cittadini e residenti già preparati al peggio stanno intervenendo assieme alla protezione civile per cercare di ripristinare la normalità, mentre la pioggia scende ancora. Alcuni alberi crollano sradicati dal terreno e ritorna la grandine, non solo a Vittorio ma anche a Revinelago e pure nella zona della Castellana.